Accesso diretto in aeroporto. Al Marco Polo i passeggeri in arrivo da Croazia, Spagna, Malta e Grecia, che hanno l'obbligo di sottoporsi a tampone per la ricerca del Covid entro 24 ore dal rientro, possono fruire di un presidio medico approntato appositamente per i tamponi all'interno dello scalo. La postazione è stata organizzata dalla Regione Veneto tramite l'azienda ULSS 3 Serenissima in collaborazione con Save, che gestisce l'aeroporto. 200 le persone che hanno fruito del servizio nella mattinata di Ferragosto, un terzo dei passeggeri in arrivo con 4 voli dalla Spagna, 2 da Barcellona e 2 da Madrid. L'iniziativa è stata molto apprezzata soprattutto dagli stranieri, sottoposti a tampone anche alcuni bambini e disabili. La risposta del test sarà comunicata all'interessato entro 24 ore dall'esecuzione tramite SMS e telefonico, un servizio utile e rapido che riduce i tempi di inattività per chi deve sottoporsi al test e porsi in isolamento fiduciario fino a quando non ha l'esito, come stabilito dall'ordinanza del Presidente Zaia, che ha recepito le disposizioni dell'ultimo DPCM del governo. Esonerati dal tampone al rientro tutti coloro che lo hanno eseguito nelle ultime 72 ore prima di mettere piede nel suolo nazionale. Chi non si sottopone in aeroporto può richiedere il test ed effettuarlo al massimo entro 78 ore nei vari punti prelievo allestiti in ogni ULSS di appartenenza. La violazione di questa disposizione comporta una sanzione fino a 1.000 euro. Non serve la prenotazione nei presidi sanitari via accesso diretto, è necessario autocertificare di essere stati in viaggio nei paesi per cui vige l'obbligo della verifica. L'aeroporto di Venezia è il primo in Italia ad aver attivato il servizio grazie all'ULSS 3 veneziana. Nel sito della Regione Veneto e nei siti delle varie ULSS si possono trovare mail e recapiti telefonici per informazioni, modalità o prenotazioni. Ripetiamo che non sono obbligatorie e che si può accedere direttamente presentandosi ai vari presidi che sono aperti anche a Ferragosto e la domenica e sono più di 20 in tutto il territorio regionale.